E volevamo sapere come sta procedendo questa giornata e comunque anche il progetto in generale. Beh, la giornata va benissimo, siamo molto soddisfatti, veramente c'è una partecipazione notevole, ci sono 550 ragazzi tra scuole italiane e scuole slovene, li abbiamo visti molto entusiasti, io ho seguito un attimino i laboratori nelle loro diverse fasi perché sono suddivisi in gruppi, lavorano separatamente con i formatori e ho visto molta attenzione ho notato molta attenzione da parte dei ragazzi contenti di partecipare. Beh, sul progetto abbiamo raggiunto il 50% delle attività. Con quest'anno scolastico verranno introdotti i piatti tipici in tutte le mense scolastiche oggetto della sperimentazione. Inizieremo i primi di novembre fino alla conclusione dell'anno scolastico, poi l'Università di Trieste, nostro partner, attiverà lo studio per i risultati raggiunti dalla sperimentazione nelle scuole.